Meno di un minuto al via della settima corsa, confronto per cavalli anziani di categoria B e di categoria C, tutti alla pari sui 1660 metri. Favorito Caronte 3B con Pietro Gubellini, numero 3 dello schieramento, avvantaggiato dal numero nei confronti di Delmonica Ferma, la seconda uscita per il training di Gennaro Casillo. Cavalla in grande ordine anche lei, molto veloce in partenza, proverà sicuramente a mettere in difficoltà Caronte 3B. Tra i due si avvia un altro specialista delle partenze come Country Jal, in corda molto veloce anche Zenotab, all'esterno dello schieramento Conan OP, in una corsa che si preannuncia sicuramente lottata. Più attesi sono questi, poi in seconda fila cavalli di qualità come Corsaro Sun e come Godiva Doc, che però ovviamente dovranno adeguarsi allo schema. Autostart che inizia a muoversi. All'1 Zenotab Francesco Trollese, al 2 Daniela Col Manuel Pistone, al 3 Caronte 3B Pietro Gubellini, 4 Country Giallo Roberto Vecchione, 5 Delmonica Ferma Antonio Di Nardo, 6 Conan OP Enrico Bellei, seconda fila 7 Axel degli Ulivi Carmine Piscoglio, 8 Corsaro San Andrea Farolfi, 9 Godiva Doc Manuele Matteini. Macchina che prende velocità, con calma Conan OP. Si parte con Delmonica Ferma che prova a scavalcare Caronte 3B, in corda Zenotab, insiste Delmonica, Zeno che rinviene lungo i birilli, Delmonica che attacca ma galoppa all'imbocco della prima curva, galoppa anche Zenotab e così rimane secondo in corda Axel degli Ulivi dalla seconda fila. Delmonica Ferma squalificato. Primi 200 metri di corsa 1, passati Zenotab, in 14 e 7. Caronte 3B in vantaggio nei confronti di Axel degli Ulivi, ferma da traino Pietro Gubellini, non vuole rimanere scoperto Country Giall che retrocede ultimo, scoperta rimane così Daniela Col, muove ovviamente Enrico Bellei con Conan OP perché il ritmo adesso è una cosa davvero troppo lenta, 16,5 il secondo paletto, 31,2 i primi 4. E così Conan OP gratis a destra di Caronte 3B, in corda Axel degli Ulivi, poi Corsaro San, ancora Daniela Col, alla retroguardia Godiva Doc e quindi all'esterno Country Giall. 647,5, si viaggia su piede dell'1,19 abbondante, Caronte 3B che ora deve accelerare perché Conan OP un minimo lo costringe a farlo, 1,2 per i primi 800 di corsa. Caronte in vantaggio, Conan all'esterno, poi Axel degli Ulivi, quindi Corsaro San, Daniela Col. Non cambia nulla, se non che il chilometro è passato in accelerazione, 13,8 la curva. Adesso si va, Caronte 3B in vantaggio, Conan OP al suo esterno. Poi Axel degli Ulivi che prova a non perderli di vista, ha un paio di lunghezze Corsaro San che cerca di ricucire dopo lo scatto, 13,6 anche questo parziale, 27,4 di penultimo quarto, Caronte 3B che cerca di scrollarsi di dosso, Conan OP in corda bene Axel degli Ulivi, poi Corsaro San, quindi Godiva Doc all'ingresso della dirittura d'arrivo, Caronte 3B è in vantaggio nei confronti di Axel degli Ulivi, poi Conan OP e Godiva Doc che arriva, Caronte 3B in chiaro vantaggio nei confronti di Axel che ci prova, ma Caronte 3B nel finale vince su Axel degli Ulivi, al terzo ancora Conan OP. 28,4 anche gli ultimi 400 metri, 1,13,2 ma soprattutto 55,8 per gli ultimi 800 metri di corsa. Caronte 3B e Pietro Gubellini portano a casa la vittoria per il training di Fausto Barelli, colore della scuderia Super Fantastica. Vince in coast to coast Caronte 3B. Netto sul traguardo, corre molto bene al secondo Axel degli Ulivi, al terzo Conan OP.